Caro Ivo Gallo, caro Lele Marcassa, sei pronto? Prontissimo! Inizia una nostra nuova avventura. Un nuovo viaggio! Tra paesaggi straordinari, natura, alberi, lavoro! Protagonisti dei nostri viaggi sono i luoghi che la storia e l'ambiente ci regalano. State con noi. Inizia la Racola. Piano, piano. Con calma. Seri. Siamo seri. Ivo Gallo, Seri. Dimmi Lele Marcassa. sei contento oggi? Contentissimo! Dove mi hai portato? Facciamo un viaggio straordinario lungo quello che io definisco il sentiero selvatico. Into the wild. Into the Wild, nel cuore delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, ai piedi della regina, la Marmolada. Nelle terre dei ladini. Esatto, quindi Rocca Pietore, Selva di Cadore e Colle Santa Lucia. Iniziamo questo viaggio? Iniziamo. Obiettivo, la Marmolada. Selvaggio. Via! Benvenuti a Rocca Pietore, la roccia in lingua ladina. La nostra è una valle incastonata tra le più belle Dolomiti che abbiamo qui nel nostro circondario. Siamo contenti di vivere la nostra montagna, siamo contenti di viverla tutto l'anno. Il nostro comune è veramente tra i più belli delle Dolomiti. All'interno abbiamo i Salai di Sottoguda, abbiamo la Marmolada, siamo ricchi di storia e di cultura. Abbiamo la chiesa qui di Rocca Pietore, tra le più antiche dell'Agordino. All'interno del nostro comune abbiamo anche il lago di Alleghe. Il lago di Alleghe è un gioiello incastonato ai piedi del Civetta, su cui svetta questa bellissima montagna. Il Civetta è veramente una delle più belle delle Dolomiti. La Marmolada poi in inverno si trasforma in un'attrazione incredibile. La sua pista, la Bellunese, la pista più lunga delle Dolomiti, fa parte del circuito delle Dolomiti Super Ski, accoglie veramente il turista e tutte le persone, gli ospiti che hanno piacere di trascorrere una vacanza all'insegna della natura e del relax. Come sindaco sono molto contento di dare il benvenuto alla troupe La Racola e aspetto anche voi il prossimo anno, le prossime vacanze. Vedrete che scoprirete un territorio incredibile, rimasto ancora fedele ai propri valori, fedele alle proprie bellezze e soprattutto incontaminato. Siamo nel cuore di Rocca Pietore, questa splendida località il cui nome evidentemente deriva dalla presenza di un fortilizio durante il Medioevo. È un comune alpino nel cuore delle Dolomiti, il cui nome è sempre stato solo Rocca sino all'arrivo dell'Unità d'Italia. Poi è diventata per un periodo Rocca d'Agordo. Però in un documento del 1148 già si parla di Rocca Pectore, che deriva evidentemente da pectus. Questo si pensa per la conformazione delle montagne che disegnavano un petto immaginifico. Questa vallata, quest'area è stata abitata da genti provenienti dalla Val d'Adige ed era sotto il
principato vescovile di Bressanone durante il Medioevo, sino al 1395 in cui arriva il governo di Belluno, che lascia tantissima autonomia a queste terre, tanto che si forma addirittura una piccola repubblica completamente indipendente che sopravvive per oltre 400 anni. Le montagne sono straordinarie, alle mie spalle c'è questo presidio religioso antico, la bellissima chiesa gotico-alpina di Santa Maria Maddalena del XV secolo. Mi trovo proprio al centro di questo percorso magnifico, Parco dei Serai di Sottoguda. Sottoguda è uno dei 100 borghi più belli d'Italia ed è caratteristico soprattutto per queste costruzioni che vediamo, i famosi tabiei, altro non sono che degli antichi fienili adibiti appunto alla conservazione della fienagione, al ritiro, diciamo, delle bestie dopo gli alpeggi e soprattutto alla conservazione di tutto quello che serviva alla vita quotidiana legata a un'economia di sussistenza. Un borgo davvero bello, suggestivo, la cui chiesetta dedicata ai santi Sebastiano, Fabiano e Rocco, consacrata nel 1486, è nel cuore di questo piccolo borgo ed è davvero accattivante dal punto di vista estetico, ma evidentemente anche storico e culturale. Poi c'è questo percorso meraviglioso, da pochissimo inaugurato, dopo la devastazione della tempesta Vaia. La profondità di questo canyon è davvero eccezionale, la lunghezza del camminamento è di circa 2 chilometri. Però pensate che nella storia questa sorta di passo attraverso il corso del torrente Pettorina è stato utilizzato per il trasporto di materiali, per il trasporto di armi, per il trasporto di minerali, ma soprattutto per condurre le vacche dal paese, dal borgo, sino a Malgacciapela, dove oggi si trova la funivia, da cui si può raggiungere l'altezza sontuosa e dominante di questa montagna eccezionale che è la Marmolada. Quindi dobbiamo pensare che questa strada è stata percorsa davvero nei secoli, è cambiata nel corso della sua storia. Oggi è un percorso naturalistico bellissimo e alle mie spalle c'è questa piccola chiesa dedicata a Sant'Antonio, costruita negli anni 30, ha avuto qualche piccolo problema per un precipitare di massi dall'alto, ma è assolutamente conservatissima. Si trova nel cuore di questo percorso, quasi a indicarci un pensiero profondo, che ci fa pensare al rapporto tra queste montagne così belle e, perché no, il cielo. Siamo all'interno dei Serai di Sottoguda, più o meno a metà percorso dello sviluppo del 1,5 chilometri circa, che è stato oggetto di intervento in questi ultimi 4 anni, finanziato dalla Regione Veneto con soggetto attuatore Veneto Acque. L'intervento di recupero dei Serai di Sottoguda è stato un intervento maiuscolo, perché ha visto
realizzare delle opere dal punto di vista idraulico ed infrastrutturale di altissimo livello, con delle complessità veramente incredibili. Abbiamo realizzato in questi anni degli interventi sulle pareti rocciose, sulle aree d'alveo, sui corpi stradali, sui ponti, sulle infrastrutture che risultano essere di complessità veramente elevata in un contesto molto difficile da un punto di vista anche climatico, banalmente, con possibilità di intervento nell'arco di un anno solamente in 6 mesi a causa del rigido inverno che qui arriva poi già presto in novembre e si completa, diciamo, alla fine di marzo, primi di aprile. È stato un intervento che è durato appunto 4 anni, in cui hanno partecipato 7 imprese bellunesi con un centinaio di maestranze che hanno realizzato quest'opera che dal punto di vista infrastrutturale, tecnico, ma anche paesaggistico e naturalistico risulta essere di altissimo pregio, con un inserimento nel contesto ambientale veramente di altissimo livello. È stata un'opera che è stata seguita anche da personale addetto di UNESCO che ci ha seguito nella realizzazione appunto di queste opere, il cui risultato è stato sicuramente eccellente. È un'opera questa che risulta essere visitabile con un'attività organizzata e denominata Cantieri Aperti, in cui abbiamo voluto fare un esperimento di verifica e prova sull'apertura di questi serrai che risultano essere complessi anche nella gestione stessa. Questa attività è un'attività che si sviluppa nel mese di luglio, agosto e settembre, ed è un'attività che può essere visitata durante tutti i giorni della settimana, facendo dei turni guidati e controllati nell'arco della giornata con prenotazione che viene assorbita da un sito appositamente realizzato. I serrai sono visitabili in questi mesi estivi e ci stiamo preparando per una prova, un esperimento anche invernale nell'arco dei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, per cercare di capire se sia possibile avere un utilizzo anche con gli sci oppure con le ciaspe oppure a piedi in ogni caso. Sarà una prova molto dura, molto impegnativa, ma cercheremo insomma di avere un risultato, ottenere un risultato che possa essere congruo per questa attività turistica che potrà dare grande slancio o ridare slancio a quello che è il territorio di Sottoguda, al comune di Roccapietro e in generale alla provincia di Belluno, essendo quest'opera forse unica al mondo in un contesto naturalistico dolomitico di altissimo pregio. Caro Ivo, caro Lele, siamo arrivati all'ultimo ponte di questo percorso straordinario. Fantastico, Fa fantastico. parte appunto del parco dei Serrai di Sottoguda. Un'opera strepitosa. Veramente un restauro, un ripristino eccezionale che darà davvero risultati incredibili, perché siamo nel cuore della natura delle Dolomiti e soprattutto Guardate chi ce l'ha! alle nostre spalle la regina che ci guarda, ci saluta. Non si vedono i cavi, ma qui c'è la funivia. È passata, si è visto prima. Perché a la pochi cabina. passi da qua c'è Malgacciapela, da cui poi si sale in funivia verso la cima della regina. E quindi saliamo? sì, Saliremo? ci andiamo. Io sono molto emozionato perché forse è una delle montagne più importanti del pianeta, per non dire la montagna più importante del pianeta, condivisa tra 2 aree. La salita in funivia è ovviamente in provincia di Belluno, nel cuore di questo meraviglioso patrimonio dell'UNESCO. Io direi di continuare, attraversiamo il ponte e Io poi ti seguo. ci prepariamo mentalmente alla grande salita che chiuderà il nostro viaggio. Via, Andiamo into the wild, into the wild. Eccoci qua, caro Corrado. Dimmi tutto. Questo è il tuo regno? Sì, questo è il mio regno da 31 anni a questa parte. Cosa stai combinando? Sto facendovi vedere come faccio le mie grappe aromatizzate. Che ne hai, mi pare, quante in catalogo? 27. 27. Dove io aggiungo del normale zucchero semolato La quantità è a tuo a occhio, a occhio. mezzo limone,
In questo caso andiamo ad aggiungere della verbena essiccata, raccolta, come posso dire, raccolta non da coltivazione ma da stato libero, sui prati, esatto. La introduco nel mio vaso, poi adesso andrò ad aggiungere della grappa. Adesso sto versando la grappa. Sì, quella quantità è... Devo riempire il vaso, poi se non lo riesco a riempire subito lo riempio dopo. Quindi 3 ingredienti. 4. Il quarto, scusa, me lo son perso. E il limone. Ah, il limone, giusto. E tutti Zucchero, limone, erbe aromatiche, in questo caso grappa. E grappa. Tutti mi chiedono perché il limone? Perché il limone? Bella domanda. Io non gliel'ho mai chiesto a mio suocero. Mio suocero non se l'ha mai detto? Non me l'ha mai Quindi detto. non si sa. Ed è un mistero portato in tomba. Però va bene metterlo. Sì, non ho mai provato senza, proprio perché Vede che restituisce un po' di acidità o... può darsi. Eccolo guarda, qua. sembra proprio giusto il calcolo, vedi? Adesso questo vaso viene messo all'esterno, al sole naturale, alla luce naturale, dove per i primi giorni che è esposto alla luce viene sbattuto finché lo zucchero che io ho aggiunto non si sciolga. Lo vedi, no? E si vede che è sul fondo. Ah, ok, quando non lo vedi più... Quando lo zucchero si è sciolto, basta, uno può lasciarlo lì tranquillamente. 2 mesi alla luce del sole perché serve per dargli colore alla grappa. Poi 2 mesi al buio, fuori dalla luce, di qualsiasi tipo di luce, perché serve a dargli sapore. Scusami, al buio, ma c'è anche una temperatura? O No. non ci sia luce? Basta che non ci sia luce. Essendo grappa non patisce caldo né freddo, subisce l'influenza di uno o dell'altro, ma non cambia il suo grado, il suo sapore. Okay. Quindi la grappa era di 40 gradi, la grappa aromatizzata rimane di 40 gradi. Okay. Mentre quando si fa una grappa alla frutta, sì, tanti dicono ma mi sembra che la grappa sia un po' leggera. Questo non va a cambiare la gradazione della grappa perché la frutta assorbe un po' di alcol, per cui sembra che la grappa sia meno alcolica. Okay. Però poi quando tu mangi la frutta c'hai la bobba in bocca. Sì. Ringraziamo Corrado per la sua gentilezza, perché è una persona estremamente sorridente e affabile, amante dei cani peraltro. Sì. Noi siamo anche pet hotel. Quindi qua uno può venire col proprio cagnolino senza nessun problema, basta chiamare. A 2 passi dalla regina delle Dolomiti, la Marmorata. Certo. Io ti ringrazio, direi di fare un brindisi con te. Beviamo la tua preferita. La mia preferita, Ponti. È l'ultima. Questa è? Fino al abete bianco. Fino al prossimo inverno non ce n'è più. E quindi sono un privilegiato? Sì. Sei un privilegiato. Volevi tenertela per te? No, guarda. Fai tu. Allora noi ringraziamo la famiglia che ci ha accolto, ringraziamo in fattispecie, io ti chiamo il mastro grappaio, va bene? Sì, va Corrado. bene. Non mi offendo. Non ti offendi. E con te brindo alla bellezza di questi luoghi, alla passione che ci metti nell'accogliere i clienti, ma soprattutto anche nel produrre questa grappa che con il tocco delle tue mani, l'erba, la frutta, le radici che ci metti all'interno, di tutto, assume tutto un altro gusto e un altro anche significato esistenziale, nonché spirituale, perché questo è uno spirito. Allora, allegramente con spirito e viva! Grazie, evviva! Dalla natura passiamo all'interno di una fosina. Fosina nel loro dialetto significa fucina, officina, e qui dentro si crea. Ma prima volevo chiederti, caro Carlo, quando è iniziato tutto e soprattutto con chi? Carlo, dimmelo. Allora, è iniziato tutto ormai 100 anni fa, perché l'anno scorso abbiamo fatto appunto il centenario della nostra azienda. È iniziato tutto con mio nonno Carlo, che si chiama come me, che è andato nella qui vicina Val Gardena, Ortisei, a imparare il mestiere. Lui è il fratello, e dopo aver fatto qualche anno di apprendistato a Ortisei da un fabbro appunto di là, sono tornati qui e assieme agli altri fratelli hanno, diciamo, impiantato l'azienda dei fratelli De Biasio. Gli hanno imparato proprio
l'arte Sì. in tutte le sue forme, Certo, disegnare. Sì, una scuola di disegno, una scuola appunto di ferrobattuto che comprendeva la saldatura, la forgiatura, la cesellatura, tutte le tecniche che servono per il ferrobattuto. Trasferiti qua e poi proprio in questa sede qua hanno creato questa officina, questa fosina. Sì, all'inizio erano proprio in un piccolissimo laboratorio in centro del paese, Ok. lì dove c'è diciamo, il negozio di alimentari. Dopodiché ci sono trasferiti qui vicino, e hanno costruito questa casa per tutti i fratelli. E qui hanno appunto anche iniziato con l'officina. Casa bottega. Esatto. Che ancora oggi continua a produrre, a creare arte. Ma cosa fate qui dentro? Caro Davide. Diciamo, i miei nonni, come diceva Carlo, sono partiti, hanno imparato il mestiere del fabbro, e all'inizio, ovviamente, non essendoci turismo, facevano più che altro oggetti per contadini, zappe, acete per boscaioli, cose utili per la popolazione. Poi pian pianino dagli anni 60-70, quando è iniziato ad esserci un po' di gente, un po' di turismo, hanno iniziato invece a produrre anche cose per abbellire le case dei pochi turisti che giravano, complementi d'arredo, facciamo delle sculture, pitturiamo. Per creare opere d'arte. E questa è proprio l'essenza dell'artigianato, cioè l'arte che passa attraverso le mani che creano qualcosa. Caro Carlo, una domanda che faccio spesso: ma lavorare assieme a tuo fratello, com'è? Per fortuna andiamo d'accordo, Ok. quindi non c'è mai stato nessun problema, e questa è stata la nostra fortuna, perché altrimenti la tradizione del ferro battuto mi sa che sarebbe finita già da un po' di anni. Per fortuna ci sono fratelli come in questo caso che vanno d'accordo e quindi continuano, perpetuano la tradizione di famiglia, importanti tradizioni che mi stanno insegnando e che fanno bene alla storia e al futuro di un territorio. Guardate che fantastico gallo, non io, lui creato dai fratelli De Biagio. E grazie, vi ringrazio perché mi avete dato Grazie la a te. possibilità di provare questa emozione. E una volta fatti questi oggetti, poi questo oggetto è brutto, queste opere d'arte, poi cosa si fa? Poi le vendiamo nel negozio qui vicino. Ah, ok, quindi venite a comprare perché veramente meritano. Magari loro mi insegnano qualcos'altro, ma intanto ci prendiamo un piccolo momento di pubblicità. E siamo arrivati a Colle Santa Lucia, Col in ladino, perché questo è un comune che fa parte di questo comprensorio di 18 località in cui si parla ancora il ladino atesino, peraltro. Ed è un posto circondato da montagne davvero magiche, cuore forse del patrimonio UNESCO. È un altopiano, comune diffuso, quindi con piccoli villaggi sparsi. La sede del municipio si trova nella frazione di Villa Granda. Pensate che quest'area fu governata per molto tempo dai principi vescovi di Bressanone, tanto che c'è addirittura un atto del 1145 in cui il vescovo Hartmann dona al convento di Novecella l'area del Monte Pore con le relative preziosissime miniere. Un altro documento del 1177 di Federico Barbarossa conferma questa donazione. E poi la storia è quella di tutti questi paesi di montagna, una storia quindi difficile, un'economia di sussistenza, a parte l'economia prodotta dall'estrazione del materiale ferroso. Cosa succede? Dopo il congresso di Vienna, Colle Santa Lucia passa sotto l'impero austriaco. Infatti, quel giorno tragico, il 28 luglio del 1914, l'impero austro-ungarico dichiara guerra alla Serbia, tanto che gli abitanti di questo paese, gli uomini di età compresa tra i 21 e i 42 anni, vengono spediti al fronte della Galizia. Noi siamo qua però per raccontare una storia magica, per osservare in questa bella giornata le montagne che ci stanno sorridendo davvero e ci scaldano il cuore, per poi continuare questo nostro viaggio che da qui ci porterà verso la regina di tutte le montagne,
la Marmolada. Sono entusiasta di essere entrato in questa chiesa bellissima, uno scrigno d'arte, ma che raccoglie anche un po' la storia di questa comunità. La chiesa è dedicata a Santa Lucia, che è rappresentata in diverse opere d'arte contenute all'interno. Per esempio, la pala di questo straordinario altare seicentesco in stile barocco tirolese. La chiesa di Santa Lucia è una chiesa gotico-alpina, lo si vede dalle forme, dalle fattezze, che è molto tipica di quest'area della regione del Veneto, e devo dire che all'interno stupisce proprio per l'eleganza delle opere che essa contiene. Per esempio i 2 altari, uno raffigura le Sante Barbara e Caterina, un altro San Floriano di Lorch, poi c'è l'altare dedicato alla Madonna del Rosario e il fonte battesimale, molto bello e molto prezioso, del 1565. E devo dire che questa chiesa è antica, si parla del XIII secolo, anche se il documento ufficiale che la cita per la prima volta è del 1336. Quindi un luogo magico non solo per la bellezza di ciò che contiene, per l'aspetto esteriore, come per esempio il grande e bell'affresco dedicato a San Cristoforo con il Bambino e l'antica meridiana, ma nel luogo in cui è inserita questa chiesa, circondata da alcune delle montagne più belle del pianeta. Per esempio, oltre al complesso del Monte Pore, si intravede il gruppo montuoso del Nuvolao, che raggiunge quota 2600 metri, il grande trono rappresentato dal Pelmo, il Monte Civetta, quindi alcune delle montagne più riconosciute a livello internazionale, ovviamente facenti parte di quel grande patrimonio mondiale dell'UNESCO che ne ha raccolto la testimonianza e diffusa in tutto il mondo. Io in silenzio, ringraziando anche la signora Agnese che è stata con noi cordiale e gentilissima, ci ha permesso di entrare in questo, come dicevo, scrigno d'arte, ma è un luogo sacro. Un luogo sacro va rispettato e appunto in silenzio guadagno l'uscita. Mammolo, Sì. Eolo, Gongolo. Io sarei... Stiamo zitti. Ok? Jesolo. Asolo. Ma a parte gli scherzi, è vero che la leggenda, la storia, la fiaba di Biancaneve nasce proprio qui? Diciamo che in un altro pianeta i fratelli Grimm dovrebbero pagare i diritti d'autore agli abitanti di questi luoghi bellissimi. Peraltro. Perché? Perché alle nostre spalle c'è il Monte Pore, dove vedi la linea del bosco. Lì ci sono ancora le antiche miniere del Fursil, rimaste non attive ma comunque aperte sino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Da cui si estraeva quel minerale ferroso molto resistente, paragonabile quasi all'acciaio, che poi veniva forgiato in altre valli bellunesi e anche nella città di Belluno per produrre le famose spade. La leggenda racconta che questo monte era il regno di Aurora, il magico regno di Aurora, perché sostanzialmente venne scelta una ragazza vergine, che si chiamava Delibana, peraltro, costretta a vivere per 7 anni, e torna al numero 7, all'interno di queste miniere. Questo per continuare a rendere feconda la montagna affinché producesse il materiale prezioso. E poi in realtà succede che questi uomini che lavoravano in miniera molto curvi, furono, si dice, motivo di ispirazione per i nani raccontati poi appunto dai fratelli Grimm. Quindi, se volessimo proprio esagerare, potremmo dire che questa favola che tutti ricordiamo, che tutti conoscono, anche i bambini di oggi, ha qualcosa che la unisce a questa valle meravigliosa e a questo comune bellissimo che è Colle Santa Lucia.
vero che è per caso, però noi siamo partiti in questo piccolo viaggio, in queste terre meravigliose, parlando di sentiero selvatico. E chi ti incontro a Colle Santa Lucia? Matteo Righetto! Io portavo con me lì 2 dei tuoi romanzi, peraltro che hanno una continuità l'uno con l'altro, sono molto uniti, e devo dire che tanti tuoi racconti sono ambientati in queste magnifiche terre splendenti. Matteo? Beh, la maggior parte delle mie storie, devo dire che il cuore pulsante, nevralgico dei miei romanzi, della mia narrativa, nasce qui, si sviluppa qui, in questi paesaggi, in questi ambienti naturali, ma anche nell'antropologia, nelle relazioni umane che qui si sono annodate nel corso della storia, una storia molto complessa, anche nelle relazioni con l'ambiente stesso. Sono passate le guerre, le occupazioni naziste, è passata tanta leggenda, tanto paranormale, fenomeni inspiegabili. Insomma, mi pare che negli ultimi questi emergono, no? Sì, la famosa Stria, che poi è la protagonista del Sentiero Selvatico, le cui vicende si svolgono poco distante da qua, anche in questo caso. Sì, molto vicino a questo luogo è il punto dove nasce Tina, il paese dove nasce Tina, e si sviluppa la sua storia e si snodano le sue vicende. Sì. Quanto bello è stare qua, scrivere qua, pensare qua. Sì, è un luogo particolarmente fortunato e devo dire mi ispira moltissimo. Però poi, sai, il lavoro di uno scrittore è duplice, se vogliamo proprio semplificare, è duplice. C'è il momento dell'assorbimento, della contemplazione e poi quello della stesura, ecco. A me qua piace star fuori, quindi poi non è detto che io scriva le mie storie qui, ma qui nascono e io le raccolgo. Io ringrazio Matteo, incontrato davvero casualmente, non è che adesso, perché poi la gente pensa che tutto nasca seguendo una scaletta, un copione, una sorta di sceneggiatura, no? In realtà Matteo l'abbiamo trovato per caso oggi, anche se c'è un legame che ci conduce a visitare questi luoghi, perché come dicevo il Sentiero Selvatico è in maniera immaginifica il percorso che stiamo svolgendo per poi raggiungere la Regina delle Dolomiti. E devo dire che incontrarti a casa tua è qualcosa di bello, non solo emozionante, ma davvero sorridente. Sì, ma anche per me è stato bellissimo trovarti per caso, d'altronde il paese è piccolo, quindi non è difficile quindi trovarmi. Se venite qua lo trovate, o al bar, o che passeggia per i prati, o in montagna. Matteo Righetto parte della sua esistenza la conduce pensando e scrivendo qui a Colle Santa Lucia. Io vi consiglio di unire questi 2 romanzi, l'ultimo è il Sentiero Selvatico, però io partirei proprio dalla Stanza delle Mele e poi si capirà perché. Insomma, leggeteli, perché questa è grande letteratura di una persona che sa scrivere ma sa amare la terra in cui noi ogni giorno viviamo, respiriamo e camminiamo. Grazie Matteo. Grazie a te. Grazie. Larice comune, la conifera che perde le foglie. Questa caratteristica dà spettacolarità a quest'albero, in quanto durante le stagioni si susseguono una gamma di colori molto affascinanti, dal verde smeraldo al verde scuro, all'ocra, al giallo in autunno. L'Arix decidua che cade, abbiamo capito perché, appunto perde le foglie, perde i suoi aghi. L'Arix probabilmente dall'ar celtico grasso, per la grossa quantità di resina che produce, o anche dall'arso spiacevole, proprio per l'essenza, il profumo di questa resina prodotta. Questa resina, chiamata Trementina di Venezia, perché commercializzata dalla dominante per vari usi, nelle arti, nella medicina, nella farmacia. L'uso di quest'albero
è anche diffuso per il suo legno, famoso per la resistenza all'usura degli anni. Infatti abbiamo visto quella fantastica opera nei serrai di Sottoguda, per la pavimentazione hanno usato proprio il legno dell'arice perché è molto resistente. Venivano prodotte le scandole, qui le chiamano sciandole, le tegole dei tetti, proprio perché resistevano molto al tempo, al passare del tempo, alle piogge, all'acqua, eccetera, eccetera. Quindi un importante, un fondamentale amico dell'uomo. E per questo ora lo abbraccerò, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Stiamo percorrendo la parte conclusiva del nostro sentiero selvatico che ci porterà ad un certo punto all'obiettivo finale che stiamo inseguendo da mesi. Mi auguro che riusciamo a trasmettervi poche ma buone parole, ma soprattutto, grazie alla nostra troupe, tante belle immagini di queste vallate bellissime. Peraltro oggi, in questo momento, ci troviamo nel cuore di Selva di Cadore, toponimo facilmente intuibile, vista la quantità di boschi e di foreste lussureggianti che sono intorno a noi. E poi questa località è dominata dallo splendore, direi, di quella che poi è la mia montagna più amata personalmente, il Monte Pelmo. Monte Pelmo dove ci sono stati, soprattutto negli anni 70 e 80, degli importanti ritrovamenti che ricostruiscono la storia sociale di queste comunità. Dovete pensare che Selva di Cadore si trova in Val Fiorentina, una valle a V scavata dal ruscello, in cui le genti abitavano in momenti alterni, nel senso che in epoca antica salivano i cacciatori soprattutto dalle zone del Cadore per imbattersi alla ricerca di cervi e di altri animali, per poi tornare a casa. A un certo punto ci fu poi una sorta di stanzialità. In un primo momento si decise di portare le vacche e le bestie al pascolo, sempre dalla Valle del Boite, dal Cadore, verso questi pascoli enormi, giganteschi. Dopodiché ci fu la stanzialità dell'uomo, la creazione dei primi paesi stabili e a un certo punto l'arrivo dell'Impero Romano, in quello che era il municipium Iulium Carsicum. Da qua parte la storia di Selva e di molte altre località. La storia antica, del periodo mesolitico, quando ancora si cacciava, la scopriremo insieme a Divo all'interno del Museo Vittorino Cazzetta, che è stato un uomo importante in questa valle, un grande appassionato, un archeologo che ha ricostruito con eleganza, stile, passione e tanto studio proprio gli intrecci sociali di queste prime antiche comunità. E la cosa che mi fa pensare questa bellezza a un certo punto fu oscurata dalla Grande Guerra, e pensate che il torrente divide fondamentalmente le zone di Colle Santa Lucia con quelle di Selva di Cadore, che per centinaia d'anni hanno comunicato, erano amici, scambiavano merci.
e proprio durante la Grande Guerra si trovano su due fronti diversi. Qui eravamo nel fronte italiano, mentre dall'altra parte si trovavano gli austriaci. Quindi chi era abituato a convivere a un certo punto ha dovuto spararsi il nome di qualcosa di inutile, evidentemente. E questo mi fa molto pensare. Però adesso è il momento di ricostruire questa bella storia antica e lo facciamo percorrendo questo vialone e guadagnando il Museo di Selva di Cadore. Selva di Cadore, siamo qui nella casa di Valmo. Pensate, un bravissimo cacciatore che ha circa 8.000 anni, ma di lui ce ne parlerà molto meglio, in maniera più approfondita, Anna Maria, che è super esperta. Dici, chi è questo Valmo? E Valmo era un cacciatore. Valmo era un cacciatore di un periodo della preistoria che si chiama Mesolitico, è un periodo di passaggio tra quando gli uomini erano totalmente nomadi, quindi si spostavano in continuazione per trovare il cibo, e un periodo in cui poi si sono fermati, sono diventati stanziali nel Neolitico. Quindi il Mesolitico è proprio un periodo di mezzo, e quello che interessava di più a Valmo era cacciare il cervo. Era la sua preda preferita, perché loro col cervo facevano tutto come noi facciamo col maiale, non buttavano via niente, assolutamente. E quindi, visto che il cervo in quel periodo, e ancora oggi, passava l'inverno vicino ai fiumi, in pianura, e poi d'estate si spostava in alta quota, i cacciatori facevano lo stesso. Il bello è che Valmo è stato trovato nell'87, Sì. e è stato trovato in conservazione molto... Sì. Come È in dire... uno stato conservativo ottimo. Brava, non mi veniva l'ottimo. In ottimo stato E di con altri conservazione. oggetti che Assolutamente. testimoniano. Proprio perché è una sepoltura rituale, c'è un rituale, c'è diciamo la presenza di un gruppo familiare, probabilmente un bel gruppo di persone che si spostava assieme, e che quando lui è morto hanno voluto rendere omaggio a questa persona, che magari era anche una persona importante all'interno del gruppo, e quindi per fare questo sicuramente avevano delle credenze, credevano magari nell'aldilà. Noi non possiamo essere sicuri se avevano una sorta di religione primitiva o qualcosa del genere, ma sicuramente il fatto che sia stato seppellito con più di 60 oggetti di corredo sta a significare che secondo loro poteva averne necessità. So che voi avete anche una sorta di primato perché avete scoperto delle impronte. Spiegaci. In realtà le ha scoperte Vittorino Cazzetta, a cui noi abbiamo dedicato il museo, perché era il nostro scopritore di quasi tutte le cose, era un grande appassionato di storia locale, e abbiamo scoperto vicino al pelmo, quindi sul pelmetto, probabilmente tra le prime orme di dinosauro ritrovate in Italia. Da qui diciamo che è iniziato lo studio della paleontologia in Italia. Quante ne sai, Anna Maria? Ma tu non sei sola qui ad occuparti di tutte queste cose? No, siamo una squadra, perché ovviamente certe cose si possono fare solo in squadra. Siamo un'impresa sociale, ci chiamiamo Trame di Storia. Da ormai 7 anni gestiamo questo museo, poi abbiamo altre gestioni, e siamo un po' di formazione mista, quindi ci sono degli archeologi ovviamente, degli antropologi, storici dell'arte e anche filosofi, perché a noi piace l'idea trame di storia, quindi di intrecciare le conoscenze e quindi guardare la stessa cosa con tanti occhi diversi per capire cosa si può scoprire di nuovo, e di solito funziona molto bene. Perfetto. Cara Anna Maria, grazie di aver condiviso queste conoscenze. So che chi viene qua poi può usufruire del museo e anche delle vostre conoscenze, creare delle trame con voi, esatto. E quindi per questo vi ringraziamo. E io ti ringrazio tanto per essere venuto a trovarmi. Perfetto, adesso noi ci prendiamo un attimo. Di Milele Varcassa, Romina! Ciao Ivo e Lele! Ciao Romina!
Questa è la mitica funivia che ci porterà, In cima alla Marmolada, che si chiama così perché? perché è un calcare, Quindi un marmo. tipo di marmo, sì. Ah, non era il Piave Marmolada, No. non c'entra niente. E in ladino si dice Marmoleda. marmoleda. Allora, questo è un impianto famoso, insomma, in tutta Europa perché, diciamo, affronta la Regina delle Dolomiti, una delle montagne più belle del pianeta. Esatto, sì. Ma raccontaci un po' la storia di questo impianto, Romina. Sì, allora da metà 800 si è iniziato a arrampicare sulla Marmolada, quindi la Marmolada era il paradiso proprio degli alpinisti. Grohmann, un nome fra tutti, uno dei più importanti alpinisti. Poi a metà degli anni 60 Furio Bianchet, il cavalier Furio Bianchet, ha avuto quest'idea: perché non costruiamo un impianto sulla Marmolada che porti su i turisti, che la faccia conoscere un po' a tutti, che diventi veramente un patrimonio per tutti? E così decise di cercare un finanziatore, perché qui in valle erano tutti contadini, quindi vivevano proprio di quello che producevano con capre, sì, sussistenza. E l'ha trovato nella famiglia Vascellari. Famiglia Vascellari originale del Cadore di Ospitale, e avevano già in progetto anche un impianto a Cortina, la Tofana Freccia nel Cielo, e hanno investito anche su Marmolada, quindi è grazie a loro che l'impianto poi è stato effettivamente realizzato, sull'idea di Furio Bianchet, però realizzato dalla famiglia Vascellari, che è ancora la famiglia che gestisce poi gli impianti. E di che anni si parla? Parliamo di fine anni 60. Hanno iniziato i lavori verso 65-66, ovviamente con difficoltà enormi perché le stagioni erano praticamente inverno 9 mesi e primavera 3, e sono riusciti un po' alla volta a costruirlo, e l'8 dicembre del 67 è stato aperto per la prima volta, inaugurato, e sono stati inaugurati i primi 2 tronconi. L'ultimo, quello che porta proprio in cima a Punta Rocca sul ghiacciaio, è stato fatto dopo, perché lì veramente siamo in ambiente di altissima montagna. Difficilissimo. Sì, all'epoca sì, non c'era l'elicottero che ti portava. Quindi ha una D'accordo. sessantina d'anni, ma è ancora sicura? Assolutamente sì, sono stati fatti dei grossi lavori di rinnovo nel 2004-2005, sia a livello tecnologico ma proprio di accessibilità. Infatti prima la funivia era una funivia delle scale, tra virgolette, cioè chi veniva a sciare si trovava davanti un sacco di scalini da fare. Per renderlo più accessibile nel 2004-2005 sono state proprio sventrate le stazioni, adesso il piano d'imbarco si entra e si sale subito in funivia, e anche le stazioni dopo sono state tolte tutte le scale, di modo che anche una persona in carrozzina possa accedere tranquillamente all'impianto e arrivare in cima a 3265. Poi fate annualmente le revisioni, Esatto, i controlli, sì. e ogni 20 anni il super controllo. Esatto, la super revisione, quest'anno avevamo il ventennale e abbiamo vissuto questa esperienza dei 20 anni del check completo di tutte le parti della funivia. Noi siamo pronti a salire. Sì. Ti piace stare qua? A me sì, però a voi secondo me una felpetta per andare su ci vuole. Sì. Ok, provvediamo. Provvediamo. Grazie Romina. Grazie. Infinite. E siamo saliti a 3000 metri di altitudine, siamo sulla Marmolada evidentemente, e c'è un museo che racconta la Grande Guerra combattuta su queste montagne. Un museo davvero ordinato, davvero bello, insomma, dove si riesce anche a livello sensoriale a provare per qualche secondo quella vita difficile dei soldati austriaci e italiani, quindi dei due versanti. Fu una guerra di posizione durata poco più di un anno, quindi tra il 16 e il 17, sino alla rotta di Caporetto e poi alla ritirata dei soldati italiani verso il fronte del Piave, che peraltro fu una ritirata, quella italiana, piuttosto composta
Ci immaginiamo un sacco di soldati allo sbando, in realtà c'era bisogno di ritirarsi con ordine. E devo dire che immaginiamo cosa accadeva su queste vette, a queste altitudini, di comunità che comunque fin prima della guerra si conoscevano molto bene, cioè i contadini, i pastori della Val di Fassa e quelli della Valle del Cordevole commerciavano, parlavano la stessa lingua che era il ladino, e poi la guerra sconvolse la normale esistenza durata centinaia di anni. Ecco, dovete immaginare circa 1000 soldati sul fronte austriaco e circa la metà sul fronte italiano. Il fronte italiano era senza il ghiacciaio, quello austriaco era nel cuore del ghiacciaio, quindi l'idea dell'esercito fu quella di costruire una vera e propria città di ghiaccio. Pensate, un ghiacciaio che al tempo poteva avere una profondità di circa 60 metri, quindi enormemente più ampio di quello attuale, scavarono cunicoli, stanze, depositi, mense, addirittura una chiesa, tutto all'interno del ghiacciaio. Quindi una sorta di formicaio completamente coperto dal bianco splendente della neve, ma la vita era complessissima, si arrivava a meno 30 gradi e come dicevo l'inverno durava tantissimi mesi. La cosa che mi colpisce, oltre alla tragedia della Grande Guerra, che un po' ha rovinato la poesia ovviamente di queste montagne così belle, ci fa capire come tutti questi soldati austriaci italiani non avessero bandiere, forse come ancora oggi la marmolada non ha confini. Questo è un camminamento, siamo a Punta Serauta, dove si trovava l'esercito italiano. C'è il corpo di guardia, una galleria e qui c'era la guerra, le bombarde, le mitragliatrici, la tragedia. E oggi è un luogo magico, uno dei posti più belli del mondo, ovviamente la Marmolada. Chiudo citando una frase che ci ha restituito un soldato austriaco, di lingua italiana però, che ha combattuto qui, sulle creste della Marmolada, e diceva: si combatteva e si moriva lassù, non con odio, ma con profonda pena nel cuore. Da una parte c'erano i valligiani della Val di Fassa, dall'altra parte i rudi montanari della Val del Cordevole, gente con cui un tempo, quando c'era la pace, si era arrampicato insieme. Agree, which we have agreed. You think you had to want more than you need. Until you get it all, you won't be free. Society, you're crazy breed. You're not lonely without me. Society, crazy indeed. You're not lonely without me.
Allora, vedi là? Il Pizzo, lo vedi? No. Punta Penia, la vedi? No. No. Le Tofane, le vedi? No. Allora ce le immaginiamo. A quanto siamo qui? Caro Lele? 3265 metri sul livello del mare, quasi vicini alla vetta del massiccio della Marmolada. Non si vede niente, ma siamo comunque contenti. Felicissimi! Viva! Viva! La Marmolada! Via! Andiamo. Sono molto contento di essere qua in questo luogo, cioè, non so, cara Gemma. Qui Paradiso. Sì, davvero, davvero. Paradiso. Siamo veramente tra la terra e il cielo. Alle nostre spalle alle mie spalle c'è la regina delle Dolomiti che ci guarda, che ci osserva. E siamo a Rifugio Padon, 2400 metri, un posto incantevole, con tutte queste montagne che ci osservano. E che dire, tu sei qua da tanti anni, Gemma, no? Sì. Quando hai cominciato questa avventura? Prima ero assunta dalla società dell'inverno 82 e dall'83 d'estate, dai primi di luglio, ho aperto la partita IVA e sono qui, ancora qua. E stai bene qua? Va benissimo, mi mancherà sempre il paradiso. E qui la gente arriva sia d'estate che d'inverno, voi vi adeguate alla stagione perché qui si scia, bisogna dirlo. C'è questa seggiovia, questo impianto che porta su tanta gente d'estate e poi c'è una piccola pausa e riaprite d'inverno, vero? Sì, lì ai primi di dicembre dall'1 all'8 si apre. Cosa trova un avventore quando arriva qui, oltre al tuo sorriso? Beh, dai, insomma, innanzitutto trova il rifugio per mangiare, per bere e poi d'inverno ci sono gli sciatori, quindi cambia un po' anche il menù, immagino. Sì, l'inverno diventa self-service, invece l'estate possiamo fare anche i nostri tipici piatti che abbiamo introdotto per assaporare un po' i sapori di una volta. Tipo questo che abbiamo. Tipo il Grestel, sì, che non si mangiava da tanti anni, sono adesso 4 anni che l'ho riportato al menù. E come lo fai? Semplicissimo. Un po' di erba cipollina, un po' di carne di manzo e le patate saltate con un po' di brodo, un pepe e sale. E poi cos'altro troviamo qui? Abbiamo le fogliadine che ci mettiamo sopra. Sono delle tagliatelle, sbaglio? Sì, tipo delle tagliatelle che mettiamo sopra le carrube
carobole in dialetto e il papavero. E poi con un po' di burro fuso e chi vuole ci mette anche E il poi formaggio. tutti i piatti della tradizione, i canederli. Ah sì, beh, canederli ne vendiamo, sì, tanti, li facciamo in tanti modi e vedo che piacciono e le cose semplici sono sempre le più buone. Quindi tu poi scendi la sera, ma quando risali la mattina ti si riempie il cuore di gioia. Ah, beh, sì, vero? sì. Perché lo intravedo nel tuo sguardo. Sì, anche quando vado in ferie 3 giorni sono belli, ma poi mi mancano le mie montagne. Dico sempre le mie, ma sono di tutti. È patrimonio di tutti. Sì, E sì. poi è una squadra che lavora con te. Sì, sì, mio figlio che mi affianca, la famiglia, mio marito, tutti insomma. E state qua. E A un stiamo passo dal qui. cielo. Si può dire proprio così. Se sei d'accordo, Gemma, io farei un brindisi a questo paesaggio di cui tanti scrittori, tanti poeti hanno raccontato, perché è bellissimo. Sì. Io ho questa amicizia con Matteo Righetto, il nostro percorso che stiamo compiendo si chiama il Sentiero Selvatico, perché siamo immersi nella natura di questo Veneto che brilla di luce, di natura. E riempie il cuore di gioia. Quindi se sei d'accordo facciamo un brindisi insieme a te, alla tua famiglia e a tutto il tuo staff, ok? Ok, E viva cin Gemma. cin. Cin cin. Salute! Caro Ivo Gallo, Caro Lele Marcassa, sei contento? contentissimo. Insomma, non tantissimo perché finiamo questo nostro sentiero selvatico. Into the Wild. Alle nostre spalle la regina ci sta osservando e noi chiudiamo questa entusiasmante avventura. E quindi, se sei d'accordo, Sono d'accordo. chiuderei con delle parole proprio tratte dal sentiero selvatico di Matteo Righetto. Intorno a lei si stavano risvegliando i suoni del bosco. Ebbe un brivido, ma non di freddo. Chiuse gli occhi, respirò a fondo. Il canto delle cince, degli zigoli e dei fringuelli riempì l'aria di una leggerezza per lei benefica. Si sentiva già meglio. Riaprì gli occhi. La foresta era incantevole. Si sentì parte di essa come se fosse un albero, un animale oppure una roccia, o ancora il muschio sul terreno, o tutto questo insieme. Da Ivo Gallo, Ma soprattutto da Lele Marcassa. davvero un caro saluto. Se vorrete, ci vedremo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. La marmolada, a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.